Cari amici di Toscana Sprint, come potete vedere dalle immagini ci troviamo sul mare, quest'oggi sul lungomare di Marina di Massa, per una gara ormai arrivata alla decima edizione, la decima edizione della Due Giorni del Mare. Una gara del settore paralimpico, gara tra l'altro internazionale, organizzata dall'associazione sportiva Ciclo Abilia, presieduta da Samantha Cavaldonati, per dare anche un grandissimo significato. Anche ricordiamo che comunque a presente alla manifestazione ci sono i primi 16 del ranking, tra l'altro i campioni del mondo, campioni europei. Qui vediamo ad esempio Roberta Amadeo, una delle campionesse, una dei campioni del mondo in gara. Ci sono anche, come vedete, i campioni europei, oltre a quelli. È una gara internazionale. Prossima settimana questi atleti saranno in Belgio per la prova di Coppa del Mondo, quindi presente alla manifestazione sarà presente anche il commissario tecnico Pierpaolo Addesi, anche perché è stata scelta da parte della nazionale di metterla come prova indicativa proprio per vedere e per trarre un po' quelle che saranno le convocazioni per la prova di Coppa del Mondo. Prima partenza data dall'assessore allo sport Roberta Cervo del Comune di Massa e da Saverio Metti, come il presidente del comitato regionale toscano. Presente anche Antonio Agostinelli, vicepresidente del settore paralimpico Toscana. Qui vediamo le prime partenze che abbiamo visto, l'MH1, MH2, la MT1, la MT2, la Women H2. Queste sono ovviamente le partenze che state vedendo piano piano, la classifica. Ecco, 10 giri per gli atleti precedenti, 6 giri, come vedete anche Samantha Cavaldonati indicare agli atleti che stanno prendendo il via. Abbiamo visto anche il campione europeo Giorgio Farroni della Natura e Sport, campione europeo di questa ovviamente della seconda gara che state vedendo in partenza. Vi ho detto, quindi 6 giri da percorrere, 5 chilometri è il percorso, un percorso diverso dall'anno scorso. Questo ovviamente, intanto qui è la testa della corsa che ci passa davanti, è una scenografia, una grandissima location, quella si doveva già fare l'anno scorso, però per un motivo o per un altro non era stata possibile farlo, però l'idea era rimasta di fare qui l'arrivo, la partenza ovviamente da parte degli organizzatori da Ciclo Abilia. E quest'anno con il comune, ovviamente con l'amministrazione comunale, è nata l'idea e la conferma di farla davanti praticamente alla Villa Cuturi di Marina di Massa. Intanto altri atleti che ci stanno vedendo, dicevamo che è un percorso un po' rinnovato, è stato anche proprio sotto osservazione da parte del commissario tecnico della nazionale Pierpaolo Addesi, che ha dato qualche consiglio anche agli organizzatori, ha curato un po' quello che era l'aspetto tecnico, e dobbiamo dire che è un percorso abbastanza molto molto bello per quello che sarà poi, come abbiamo ricordato più volte, la prova di Coppa del Mondo, anche perché sarà l'anno olimpico ovviamente, che porterà a Parigi anche per il settore, paralimpico. Quindi stiamo vedendo anche altre parti del tracciato, come possiamo vedere, tracciato che si snodava proprio a Marina di Massa. Come detto, una location bellissima. Abbiamo visto passare la testa della corsa anche per quello che riguarda la categoria MT1. Era passato proprio Giorgio Farroni, il campione europeo, che era in prima posizione, seguito da Fabiano Way della Plus Sport in seconda posizione, mentre nella MH2 era guidata la gara eccolo qui, proprio il campione europeo, è uno dei campioni europei in gara, Giorgio Farroni. Mentre abbiamo visto che partita nella prima partenza era partita anche Roberta Amadeo, che è della B&Bike, ma soprattutto è campionessa del mondo. Tra l'altro era presente anche a Pasqualando, ricordiamo Pasqualando, evento rinnovato. Intanto 8 giri alla conclusione per la prima partenza, quella che aveva delle categorie MH1, MH2 e Woman H2. Vediamo passare proprio Roberta Amadeo, la campionessa del mondo, presente anche a Pasqualando. Tra l'altro qui vediamo anche Nicodemo Fioravanti, membro della commissione paralimpica, soprattutto del comitato regionale toscano, responsabile del
direttore paralimpico del Comitato Regionale Toscano della Federazione Ciclistica Italiana. Abbiamo visto passare anche il campione, ora un po' in difficoltà era Giorgio Farroni con Alessandra Abbondanza della Nature Sport che stava provando a fare l'andatura. Altro dettaglio in questa rotonda, come vediamo stiamo proprio vedendo come si snoda anche il percorso, abbiamo detto molto bello e soprattutto anche impegnativo per... Vediamo, passa ora Fabiano Way della Plus Sport VC, passa davanti alla nostra telecamera, vediamo poi chi si aggiudicherà. Ricordiamo che ci sono anche i titoli toscani, solo è la prima giornata perché poi domani ci saranno le prove a cronometro e saranno tutte a vedere. Sono tornati di nuovo compatti il duo di testa per quello che riguarda la MT1, ovvero Giorgio Farroni e Alessandra Abbondanza. In realtà Abbondanza si tratta della MT2. Per la MT1 invece Giorgio Farroni, Fabiano Way e Fabio Nari. Abbiamo visto passare anche Roberta Amadeo, ricordiamo 10 giri da percorrere per loro, altri atleti che stanno transitando proprio davanti alla nostra telecamera, abbiamo visti passare. Altri stiamo vedendo, dovrebbe essere quello che è passato davanti a noi Giovanni Pagotto della Polisportiva Trivium, passa proprio ora invece Sebastiano Nardin del team Valcarina. Tanto Samantha Valodonati, ovviamente c'è molto fermento per questa prima giornata, fortunatamente il sole, il caldo, il primo caldo che possiamo vedere assolutamente, ci fa piacere che si possa correre con questo bellissimo sole in una location davvero stupenda che se la potranno anche godere anche loro. Altri atleti intanto al passaggio, era arrivato anche il sindaco di Massa Carrara, Francesco Persiani, per probabilmente dare, era andato via l'assessore allo sport, comunque dovrebbe essere presenti tutta l'amministrazione comunale, una grandissima giornata, e tra l'altro come abbiamo detto gara internazionale sola veramente in Toscana del settore paralimpico, però dobbiamo dire che possiamo dire ha dato continuo a quello che era stato Pasqualando nel giorno precedente a Pasqua, e intanto stiamo vedendo proprio quello che è all'ora di nuovo il passaggio della MT1 con Giorgio Farroni che viaggia ormai da diversi chilometri con Alessandro Abbondanza. Per loro ovviamente 30 chilometri di gara da percorrere, erano 30 perché come abbiamo detto erano loro che erano i 6 giri da percorrere, ed eccoli qui, vittorioso, possiamo dire tutte e due la vittoria di Giorgio Farroni, il campione europeo, e di Alessandra Abbondanza che vince quindi la sua categoria nella MT2. Giorgio Farroni vince davanti a Fabiano Way e a Fabio Nari. Sono loro che ovviamente questo è il podio della MT1, Giorgio Farroni, Way e Nari, mentre adesso la MH1, MH2 e la Women H2 per l'arrivo. Intanto è passata proprio ora, abbiamo nominata Roberta Amadeo, la campionessa del mondo, l'abbiamo detto, possiamo dire una delle tante. Questo è veramente, dopo ci sarà la partenza, ci sarà anche l'atleta che ha vinto tra l'altro a Pasqualando, il campione europeo di categoria. Vediamo che Quinto Rocchiccioli che fa vedere il cartello. Quinto Rocchiccioli lo ricordiamo molto come organizzatore della gara degli juniores che si tiene a luglio a Silicagnana, quindi sicuramente anche quest'anno appuntamento a Silicagnana per quello. Ed eccolo qui l'arrivo vittorioso di Giovanni Pagotto, gara solitaria per lui della Polisportiva Trivium che va a trionfare. Arrivato proprio benissimo il corridore, seconda posizione per Sebastiano Nardin, terza posizione per l'atleta svizzero Yves Smeide, quarto posto per l'atleta B&B Bike David Adriesch e quinto posto per Josef Korey della Slovacchia, atleta slovacco, tanto arriva ora Fabiano Way, sesto posto per Oscar Signorini della Vigensi Bike, questo è la MH2. Nella MH1 la vittoria invece per Riccardo Cavallini davanti a Alan Turor della Paracycling Team, e terzo Fabio Marzocchi vince la Women H2, Roberta Amadeo della B&B Bike, campionessa del mondo.
Eccola qui che arriva e festeggia la vittoria, veramente altra conferma, sarà sicuramente impegnata nella Coppa del Mondo e saranno stati i primi spunti proprio per Paolo Addesi, che avrà sicuramente dato un po' un'occhiata anche a quello che è il percorso, che possiamo dire a cui lui ha dato una grande mano agli organizzatori. Qui tanto stiamo vedendo la conclusione di questa prima gara. Si è aperta questa 2 giorni del mare con questa gara. Stiamo vedendo la conclusione, bisogna veramente fargli comunque un grandissimo applauso, perché quando si parla del paraciclismo se ne parla poco del settore paralimpico, però questi atleti ci possono veramente insegnare tantissimo. E noi vi lasciamo alle prime interviste che abbiamo realizzato per voi, quindi vi lasciamo alle interviste con gli ospiti, poi ci riprenderemo con le altre gare della giornata. Antonio Costinelli, vicepresidente del settore paralimpico Toscana. Insomma, siamo giunti alla 10ª edizione di questa 2 giorni del mare, tra l'altro quest'anno un percorso bellissimo sul lungomare, una corsa che ha visto la partenza veramente tanti atleti da tutto il mondo, un grandissimo risultato per gli organizzatori. Beh, direi di sì, a parte il traguardo di 10 anni, che è un traguardo importante per una gara internazionale come questa, soprattutto la partecipazione, mi sembra 14 nazioni se non ho capito male, da tutto il mondo, persino dalla Thailandia, quindi un successo da questo punto di vista. Belle le giornate, bello la location, veramente il lungomare, veramente spettacolare, una giornata di sport a tutto tondo con atleti veramente di livello e di calibro sicuramente. Ecco, si parla sempre troppo poco forse del settore paralimpico, no? Da questi atleti però noi avremo solo da imparare, perché veramente ci insegnano la forza e la determinazione a volte in dei momenti di difficoltà. Sicuramente, perché chiaramente oltre alla difficoltà di essere un atleta con tutto quello che comporta allenamento, sacrificio, diete particolari, insomma c'è anche la difficoltà ovviamente della disabilità, che chiaramente è un ulteriore impedimento, ma lo sport è questo sostanzialmente, no? Ci insegna a superare ostacoli per migliorarci sempre ogni volta. Quindi volevo lasciare un messaggio, se posso, perché mi ricordo sempre un messaggio di un mio caro amico e maestro di sport, che mi raccontava sempre che lo sport è sostanzialmente 3 cose, no? Gioco, movimento e agonismo, e in questo senso non credo ci sia sport olimpico e paralimpico, c'è lo sport e basta. Saverio Metti, presidente del Comitato Regionale Toscana, accanto a te Samantha Caldonati, consigliere tra le altre del Comitato Regionale Toscano, ma presidente del ciclo Abilia. Parto ovviamente da te Saverio, no? Il settore paralimpico, grazie proprio a Ciclo Abilia, anche oggi la 2 giorni del mare, 10 edizioni con una partenza incredibile. Ma io voglio essere onesto, tutti gli anni vengo qui perché è una soddisfazione, soprattutto per il messaggio che si dà. Quello sportivo per quanto mi riguarda riveste un'importanza minore, è tutta l'inclusione di queste persone che lottano costantemente tutti i giorni per vivere, per fare una vita dignitosa, e trovano il modo anche di combattere per fare uno sport, in questo caso il ciclismo. Io, lo sa Samantha, noi come Comitato regionale abbiamo cercato di incentivare, di incrementare le gare, abbiamo fatto nel 2022 anche 8-9 gare, poi diciamo che si è un po' inceppato il meccanismo per tante ragioni che non dipendono sicuramente da noi, però ecco, noi siamo proprio immersi in questo mondo. E voglio ringraziare soprattutto Ciclabila loro perché domenica scorsa a Pasqualando c'è stata comunque un'altra manifestazione. Bisogna parlarne di queste gare, perché esprimono quello che di più bello c'è nello sport. In più quest'anno hanno messo, ringrazio proprio Samantha, una manifestazione di ciclo divertimento con i ragazzini. Ora sta partendo, andiamo là, perché i ragazzini, i bambini devono vedere quello che è l'applicazione e anche la forza che ci mettono queste persone, perché sicuramente li farà bene per la loro crescita. Quindi io li ringrazio, oggi abbiamo trovato anche una bellissima giornata, una location bellissima, ci sono tante persone che vengono da svariati posti del mondo e che sono arrivati qui, sono rimasti a bocca aperta, e questo ci fa immenso piacere per la Toscana e soprattutto per Marina di Massa in questo caso. Ecco, Samantha, ha detto Saverio tante cose, però possiamo dirlo, 14 paesi differenti al via, oltre di 140 atleti, campioni del mondo, campioni europei, insomma una 10ª edizione poi qui sul lungomare, stupendo, un grande impegno anche quest'anno.
Sì, sicuramente. Diciamo che quest'anno, ora che vedo quello che abbiamo realizzato, sì, abbiamo messo in piedi veramente una grande cosa. 10 anni erano importanti, con l'amministrazione ci eravamo già promesso l'anno scorso che saremmo venuti qui e poi c'è stato dei problemi proprio burocratici. Quest'anno per la 10ª edizione ci hanno permesso di arrivare a Marina di Massa, sicuramente un percorso spettacolare, ora anche di pubblico, di gente, e questo è quello che noi volevamo. Il nostro messaggio è che arrivare anche chi magari non ha mai guardato una gara di paraciclismo, di soffermarsi un secondo e vedere questi atleti, perché poi, a parte che questa è l'unica gara internazionale che è rimasta in Italia, a parte la Coppa del Mondo, quindi il livello è altissimo, perché fra una settimana loro andranno alla Coppa del Mondo, quindi è un test. La nazionale l'ha messa proprio come indicativa per vedere la preparazione della nazionale italiana, e anche gli atleti stranieri che sono venuti sono tutti atleti medagliati, che quindi competono proprio per vedere la preparazione atletica a che punto è, visto che quest'anno è l'anno delle Olimpiadi, varie Coppe del Mondo, quindi è un anno importante proprio anche per loro. E poi rinizieremo un nuovo quadriennio, quindi guarderemo. Siamo soddisfatti, penso che questo circuito sia ben collaudato. Il lavoro è tantissimo, perché forse non ci si rende conto quello che c'è dietro a un'organizzazione del genere. C'è un anno di lavoro mio e di Nico, che anche lui è referente comunque della Commissione Paraciclismo, e in Toscana comunque si erano organizzate parecchie gare, ma non è un problema della Toscana, è un problema proprio a livello nazionale, che sono calate tanto le manifestazioni. Questo ce ne dispiace, perché gli atleti sono veramente tanti, di un grande livello, e quindi per loro è importante gareggiare, perché sennò poi non si può gareggiare solo alle Coppe del Mondo. Abbiamo appena sentito le parole di Samantha, abbiamo chiuso con l'intervista di Samantha Cavaldonati, la presidentessa della Ciclo Abilia, tra l'altro consigliere del Comitato Regionale Toscano. Con lei c'era Saverio Metti, il presidente del Comitato Regionale Toscano. Prima ancora abbiamo sentito Antonio Agostinelli, il vicepresidente della Commissione Paralimpico toscano. Intanto hanno preso il via le altre categorie, la MH3, la Women H3, la Women H4 e la Women H5. Un dispiegamento importante, tra l'altro, perché qui abbiamo Mirko Testa, che è il campione del mondo della Active Team La Leonessa, e Davide Cortini, il vincitore di Pasqualando, campione europeo. Per loro sicuramente l'occhio di Pierpaolo Addesi sarà sicuramente per loro. E poi ovviamente anche le altre categorie. Ricordiamo una cosa che noi prima non l'abbiamo detto: abbiamo oltre più di 140 gli atleti che prenderanno il via in questi 2 giorni del mare, ma soprattutto 14 paesi stranieri. Già nella prima abbiamo visto atleti della nazionale svizzera, atleti della Cecoslovacchia, atleti intanto Davide Cortini va a sopravanzare Mirko Testa, quindi maglie del campione del mondo e campione europeo che si sfidano. Abbiamo detto, no? 14 paesi, c'è la Thailandia, c'è la Svizzera, c'è la Slovacchia, tantissimi veramente paesi, 14 paesi, questo è importante. Intanto la campionessa europea che si va a mettere in prima posizione, ad avanzare, a sopravanzare, abbiamo visto assolutamente per lei, l'atleta del team Equa, si tratta di Anna Maria Vitelaru, campionessa europea. Ricordiamocelo, campionessa europea. Tanto altri passaggi, 6 giri alla conclusione per la prima partenza, 5 per la seconda, ovvero la partenza femminile, 5 ancora da percorrere, 6 invece sono quelli. Quinto Rocchiccioli sempre imperterrito sul dirizzone. Ricordiamo la gara raccontata da Tiziano De Cristoforo, che è stato speaker di questa manifestazione. Intanto vediamo che il gruppo di testa del MH3 è guidato da Davide Cortini, un gruppo di testa molto, ed eccolo qui, lo vediamo proprio nell'immagine, Pierpaolo Addesi, il commissario tecnico della nazionale, che sta seguendo i suoi atleti, sta guardando un po' le indicazioni che gli sta dando questa prima giornata dei 2 giorni del mare, anche per decidere quelli che saranno gli atleti da portare in Belgio per la prova di Coppa del Mondo. Sicuramente Davide Cortini e Mirko Testa, che sono lì davanti, stanno facendo un po'. Occhio però anche agli atleti che compongono il drappello, c'è anche Gioacchino Fittipaldi nelle prime posizioni, anche Mickia Waffler, atleta che abbiamo visto lì davanti, quindi bisognerà stare molto attenti. Bellissimo davvero. Comunque poi tra l'altro dobbiamo dire che il pubblico non è assolutamente mancato,
Qui siamo sempre con la campionessa europea che sta guidando la sua gara, Anna Maria Vitelaru, che sta guidando perfettamente, sta spingendo per fare anche il ritmo, altro gruppetto che passa qui davanti, una cosa molto importante, lo abbiamo ricordato, no? Questa 2 giorni del mare, 10ª edizione, un grande dispiegamento di persone anche al seguito. L'organizzazione, ad esempio, abbiamo visto Quinto Rocchiccioli, che è di Silicagnana, ma possiamo dire che è vicina a tutti gli organizzatori, perché uno come Quinto Rocchiccioli lo trovi in diverse gare e anche l'aiuto dei vari organizzatori che si sanno fare forza tra di loro, perché come detto insomma è molto importante. Intanto continua imperterrita l'azione del campione europeo Cortini a guidare il drappello di testa. Ricordiamoci che c'è il campione del mondo anche, Mirko Testa, occhio, si stanno un po' studiando. 2 giri alla conclusione intanto per le atlete che sono passate. Anna Maria Vitelaru, abbiamo detto, no, che lei è la 3ª maglia di campione del mondo europeo che vediamo, perché abbiamo visto prima quella di prima, poi Cortini, lei, abbiamo già visto Roberta Amadeo, la campionessa del mondo, Mirko Testa, anche lui campione del mondo, quindi insomma possiamo dire che c'è, pensate, intanto sta passando l'atleta elvetica che è passata praticamente davanti alla nostra telecamera. Eccolo qui un altro drappello, il drappello che si sta andando anche a dare cambi regolari in testa a questo drappello di corsa. Stanno passando ora in questo momento altri atleti al passaggio, si sono un po', la MH3 si è un po' disunita e va ovviamente tra il drappello di testa, stanno inseguendo anche altri atleti, bisognerà un po' vedere, davanti ci sono anche atleti della Slovacchia, per dire, alcuni sponsor, tantissimi sponsor che hanno dato una mano a questa manifestazione, senza di loro sarebbe assolutamente impossibile, possiamo dire. Ricordiamo anche ovviamente il servizio scorta affidato alle staffette del Versilia Puano. Intanto Mirko Testa è tornato a fare l'andatura dopo un po' di giri in cui Davide Cortini era andato a fare l'andatura. Occhio, perché Cortini a Pasqualanda è riuscito a vincere sull'atleta russo, sul campione paralimpico, proprio nell'ultimo giro, quindi bisognerà che Testa stia attento, però occhio anche agli atleti dietro, perché poi quando si arriverà in caso di arrivo in volata, a meno che non ci sia forcing da parte di qualcuno prima nel provare a venire via, vedrete ancora al passaggio, siamo vicinissimi ormai da quello che sarà la finale di questa seconda gara, possiamo dire. Ricordiamo che poi domani ci sarà la cronometro. Intanto l'arrivo vittorioso di Anna Maria Vitelaru del team Equa. Davanti, ovviamente ha festeggiato anche lei, sempre del team Equa, Svetlana Moscovic, atleta ovviamente del team Equa, però di un'altra categoria. Le Women H4 per la Moscovic, la Vitelaru Women H5, che ha vinto davanti alla Katia Aere della Polisportiva Trivium. Per la Women H4 invece c'è stata vittoria proprio della Moscovic davanti a Sandra Stoklic della formazione del Velo Club Eschenbach, terza la Cristina Madojova della Slovacchia e quarta Führer Sandra della Paras Racing. Intanto vediamo si stanno un po' aprendo in questo momento il drappello di testa. Quinta, dicevamo, la Women H4 Grazia Colosio della B&Bike, quinto posto per lei. Intanto stiamo vedendo la conclusione. Va a trionfare Mirko Testa, il campione del mondo della Active Team La Leonessa, volata incredibile con Davide Cortini in seconda posizione, il campione europeo, primo e secondo, primo il campione del mondo, secondo il campione europeo, terzo Gioacchino Fittipaldi della Restart Sport Academy, quarto Micha Waffler della M&M's, quinto Martino Pini del team Equa, sesto Milos Judek della Slovacchia, settimo Arjen Dolfnar della Pantal, ottavo Marcos Orenci della Slovacchia e nono Claudio Conforti Totisco della Insuperabili. Queste ovviamente sono gli arrivi della seconda parte, della seconda gara, delle seconde gare ovviamente che abbiamo ricordato. Noi intanto con intanto altri arrivi vi lasciamo a un'altra parte di interviste che prenderemo dopo con l'altra gara.
Siamo con il sindaco di Massa Carrara, Francesco Persiani, insomma siamo giunti alla 10ª edizione di questa giornata dei due mari, insomma una incredibile giornata di festa, no? Si può dire, e anche un messaggio importante, no? Con queste bici, land bike e anche qualcosa sul sociale. Ma guarda, i 2 giorni del mare ormai sta diventando un appuntamento veramente fondamentale della nostra stagione, non soltanto quella estiva ma anche primaverile, quindi anche per anticipare la stagione, ma soprattutto quello che conta è la passione col quale questi atleti impiegano nel loro sforzo sportivo, nella voglia di superare anche difficoltà che hanno avuto nella loro vita, e quindi abbiamo soltanto da imparare da questi atleti e dobbiamo viverlo tutti assieme, viverlo la città in un paesaggio bellissimo come il nostro lungomare, giornate belle come queste, dove la città veramente si unisce. Chiaramente ci scusiamo per qualche disagio, per un po' per il traffico, ma io credo che l'obiettivo che abbiamo tutti da raggiungere sia un obiettivo talmente importante che dobbiamo chiedere anche qualche sacrificio, perché quello che vediamo, questa bellissima gara, questa bellissima manifestazione, questo bellissimo performance veramente ci devono fortificare, ci devono unire tutti assieme per andare avanti e rendere la città più bella, più vivibile, migliore, e per aiutare tutti a vivere nel migliore dei modi. Abbiamo appena sentito le parole del sindaco Francesco Persiani, il sindaco di Massa Carrara, presente, è arrivato anche lui per questa manifestazione. Intanto ricordiamo, ecco, la maglietta di Nico ci ricorda del fatto che c'è un open day per bambini, ecco, esatto, perché abbiamo visto tante volte, no, una rotonda poco dopo l'arrivo, poco dopo praticamente il passaggio, c'è una rotonda che fanno, abbiamo visto prima, no? Lì adiacente c'è una piazzetta, proprio lì in quella piazzetta c'è un open day per bambini dove ovviamente viene fatto provare ai bambini le biciclette, c'è un percorso da fare, devo dire molto molto bello, assolutamente molto molto bello, quindi insomma è da provare. Intanto hanno preso il via le altre categorie che stiamo piano piano vedendo, eccolo qui, vediamo, ricordiamo anche le categorie che prendono il via: l'MC1, l'MC2, l'MC3, l'MC4 e l'MC5. Quindi bisogna assolutamente dire, ricordiamo anche i giri da percorrere per quello che riguarda la MC1, MC2 e MC3, 11 giri, 14 giri per l'MC4 e MC5. Quindi questi sono i giri da percorrere di questa altra gara. Gruppi abbastanza molto numerosi, abbiamo visto le maglie di campione italiano, qualche ex campione del mondo tra l'altro, quindi anche qui un bel dispiego. Vediamo che c'è un po' di selezione da dietro con, eccolo qui, ecco, proprio qui in fondo alla rotonda, laggiù in fondo alla rotonda adiacente c'è una piazzetta dove, abbiamo detto, c'è una open day per bambini dove è presente Gaia Passerini. La conosciamo perché è del pedale senese, però oggi prestata anche per questo, bravissima veramente, dobbiamo dire una delle migliori per quello che riguarda veramente con i bambini, tra l'altro proprio con i giovanissimi del pedale senese. Ricordiamo che abbiamo visto prima che è stato dato il via da due membri della cosa, il vice sindaco Andrea Cella e l'assessore Francesco Mangiaracina, che è tra l'altro assessore alla disabilità. Quindi questo è quello che, per ricordare che l'amministrazione è stata vicinissima a questa manifestazione, anzi tra l'altro parlando con loro veramente la vicinanza proprio a questa manifestazione e al fatto, no, che sì, come ha detto prima anche il sindaco, ci sarà stato qualche problema per la viabilità, però comunque sia qui si va oltre, perché non è solo una gara ciclistica, come dico sempre, no? Una gara come questa è una gara internazionale, intanto non è una gara qualunque, ma soprattutto io dico sempre, abbiamo visto prima degli atleti, ci insegnano, questi atleti ci possono insegnare molto, la grande forza, la forza che hanno nel lottare in quel tipo di obiettivo. Stiamo vedendo ancora altri passaggi proprio dalla rotonda dove accanto c'è l'open day, come detto da Gaia Passerini, che è lì per delle biciclette date che verranno date a dei bambini per provare, anche per avviarli al ciclismo, ma soprattutto per insegnargli ad andare in bici. Non deve essere un reclutamento questo, ma deve essere proprio un provare la bicicletta. Tanto altri atleti che stanno passando davanti alla nostra telecamera.
sono tante ovviamente le maglie che stiamo vedendo, tante le maglie tricolori che sono passate in questa mattinata, perché siamo solo veramente, a parte vabbè, questi siamo già al pomeriggio, però comunque sia è stata una giornata incredibile, tanto gruppo che sta andando veramente a grande velocità, chissà magari se sarà diverso, gruppo per ora che marcia compatto, come possiamo vedere. C'è un po' di attacchi in testa al gruppo, qualcuno che ci prova, abbiamo notato anche un atleta, campione in pista tra l'altro, atleta inglese, Archie Atkinson, campione su pista, campione, eccolo lì, lo vediamo, l'inglese Archie Atkinson, cercare collaborazione qualcuno probabilmente ci sta provando a venire via, o magari proverà a fare la volata, però comunque si stanno un po' studiando, si studiano, gara un po' più controllata questa qui, anche quella di prima con una bellissima volata che poi ha concesso a Testa di vincere davanti a Davide Cortini, però dobbiamo dire che quello che vediamo, che abbiamo visto fino ad ora qui, è stato il grande fair play, no? È arrivata all'arrivo nonostante della stessa categoria, perché non è che ha festeggiato, è stata la felicità di Davide Cortini nel vedere vittorioso Mirko Testa, quindi non c'è stata rabbia, non c'è stata forse proprio. Intanto c'è un attacco, occhio perché c'è un attacco in questo momento davanti al gruppo. Sì, stanno provando a venire via in questo momento due atleti che sono venuti via e il gruppo lascia fare. 9 giri alla conclusione, il gruppo sembra controllarsi, proprio Archie Atkinson che sta provando a cercare collaborazione nel provare ad andare a chiudere sugli atleti di Testa. Altri atleti, intanto c'è uno scatto proprio in questo momento, proprio alla prima curva, subito dopo il passaggio sotto il traguardo, dove il cartello di Rocchiccioli indicava 9 giri alla conclusione. Questi altri atleti di altra categoria, per quello che stiamo vedendo il passaggio, tanti i vari passaggi, però abbiamo detto c'è una fuga in questo momento in atto ed eccoli qui i due fuggitivi che stanno andando. D'amore per ora, d'amore d'accordo possiamo dire, sono Michele Pittacolo della Pitta Bike e Giuliano Sorrentino della formazione della Peppe Mole. Questi sono i due atleti che stanno guidando un po', diciamo, la corsa. Altri passaggi, altra inquadratura per vederli passare sotto il passaggio di questo lungomare. Abbiamo detto bellissimo il tempo, fortunatamente, dobbiamo dire fortunatamente il tempo è quello che è. Intanto dietro il gruppo vediamo chi è. Sembra la maglia di Atkinson, sembra il campione britannico che sta provando a smuovere le cose, è proprio Atkinson che sta provando a muoversi, prova lui, non c'è accordo dietro, a questo punto decide di muoversi in prima persona per provare ad andare alla caccia dei fuggitivi. Qui vediamo anche la presidente del comitato provinciale di Massa Carrara, ovvero Maria Pardini. Intanto il suono della campana, suono della campana, vediamo che prova ad evadere, è ancora Atkinson che si sta muovendo, il campione britannico seguito dal campione italiano subito alle sue spalle. Sarà poi probabilmente la volata per dietro, però davanti possiamo dire sono irrecuperabili, quindi saranno loro arrivare alla conclusione di questa diciamo grande arrivo. Stiamo solo attendendo, eccoli qui i vari, anche gli aiuti, soprattutto gli sponsor che hanno voluto dare una grande mano per questa manifestazione. È una gara, come detto, no? Nonostante il Paralimpico, è una gara internazionale, quindi molto molto importante per quello che possiamo vedere. Siamo ormai vicinissimi alla conclusione di questa ennesima gara. Intanto stanno passando i due fuggitivi, Giuliano Sorrentino della Peppe Molè, insieme a lui Cristian Miloni della Colpac Ballan, MB Bank Colpac Ballan. Altri passaggi, intanto cartello che indica 2 giri per quello che riguarda le altre categorie. Vedremo un po', sono della stessa categoria, vedremo se ci sarà volata tra Sorrentino e Miloni.
prima avevamo sbagliato, ci sembravano, uno avevamo detto che era Sorrentino, l'altro ci sembrava Pittacolo, non era così invece. Intanto volata, vediamo, e va a trionfare Wouter Eijkman, atleta della MC3, mentre Fabio Radrizzani, il campione italiano, si impone davanti a Andrea Ercolanelli della MC2. Questi ovviamente sono gli arrivi per le due categorie che abbiamo detto. Per la MC3 secondo posto per Yuri Furlanik, terzo, e poi per la terza posizione invece MC2 è Roger Bollinger. Per la MC1 una vittoria di Milos Glovanovic. Questa intanto è volata, no, niente da fare, vittoria per Giuliano Sorrentino. Andiamo alle interviste. Gianluca Crocetti, presidente del giudice di gara nazionale, insomma qua a Massa Carrara è una grandissima iniziativa, ormai siamo già giunti alla 10ª edizione della 2 giorni del mare, qualcosa che va oltre ovviamente anche il ciclismo, però possiamo dire un grandissimo impegno per organizzare l'unica, diciamo, gara a carattere internazionale del settore paraciclismo. Ma sicuramente è una bellissima manifestazione, una manifestazione baciata anche dal sole oggi, come dicevi tu è la decima edizione e quindi anno dopo anno sempre meglio, diciamo, quindi si professionalizza sempre di più il team organizzativo e dobbiamo dire veramente che oggi la giornata è veramente pregevole per fare una gara di ciclismo. Anche per voi, parlando ovviamente dei giudici che ci sono ovviamente in corsa, non è sempre facile dover spaziare dal settore strada, si va al settore ovviamente del paraciclismo, però comunque sia c'è sempre grande impegno anche da parte vostra. Ma sì, sicuramente, partendo dal presupposto che è sempre ciclismo per qualsiasi disciplina, che sia strada, pista, paralimpico, fuoristrada, sempre ciclismo è, sempre due ruote si tratta, ovvio che ognuno poi ha le proprie caratteristiche, anche noi come Commissione Nazionale Giudici di Gara cerchiamo di specializzare anche i colleghi maggiormente per fare sì tutte le gare, ma avere una specializzazione magari specifica per le varie discipline. E abbiamo sentito le parole anche del presidente della commissione giudici di gara nazionale Gianluca Crocetti, ospite ovviamente, non è voluto mancare per questa manifestazione, per questi 2 giorni del mare. Come detto, intanto si stanno chiudendo le varie gare, abbiamo ricordato gli arrivi che abbiamo visto, però la MC1 vinta da Milos Glavonic della FEBA Beograd, ovviamente straniero, atleta della MC2, l'arrivo l'abbiamo visto, intanto rivediamo le immagini anche come detto, del presidente della Commissione Nazionale Giudici di Gara. Fabio Radrizzani ha vinto nella MC2 davanti a Andrea Ercolanelli e a Roger Bolliger. MC3 vittoria di Wouter Eijkman, che abbiamo visto arrivare in volata davanti a Yuri Furlanik e Dietmar Ikteger. MC4 vinta da Michele Pittacolo davanti a Riccardo Cadei e Giuseppe Fiorillo. MC5 gli arrivo in volata di Giuliano Sorrentino, che ha battuto Cristian Miloni e Marco Sferrazza che è arrivato in terza posizione. Intanto la partenza che state vedendo è praticamente della tandem. Qui state vedendo la partenza del tandem, altra gara ovviamente importante. In più ci sono anche le Woman B con alcune atlete. Eccolo, qui sono le atlete che state vedendo anche in questo caso. Abbiamo riconosciuto la Cretti, Claudia Cretti, che lei è WC5, WC3, WC2, le atleti che sono partite ora in questo momento, mentre il tandem, eccolo qui, gruppo per ora che marcia sempre con patto, con la maglia dei campioni italiani, Lorenzo Bernard e Davide Plebani, ricordiamolo, bronzo a Rio recentemente nei campionati del mondo su pista a Rio, quindi ottimo, escono fuori anche da un'ottima condizione, un po' provati. Questo sì, assolutamente. Ci sono anche alcune maglie, vediamo ad esempio si è appena registrato la coppia Matteo Del Mancino, Marco Lammetti. Questa è una cosa, è una appena creata, diciamo, possiamo dire, no? Nuova questa coppia, si devono un po' andare in rodaggio, ma tutto vedrà da sé. Ricordiamo che parliamo il tandem è per atleti non vedenti, il guidatore è Matteo Del Mancino, in quel caso Marco Lammetti, mentre di là ovviamente è Davide Plebani, colui che è il guidatore davanti a Lorenzo Bernard,
E occhio, perché qui vediamo che gli atleti proprio Bernard, abbiamo appena nominato Bernard e Plebani, Bernard e Plebani che stanno ovviamente inseguendo. Qui invece le atlete dietro con la Cretti in terza posizione a controllare questo drappello, in terza posizione guidato da un'altra atleta. E qui vediamo che hanno preso, ricordiamo che per il tandem 14 giri, 13 giri per il tandem femminile. Intanto bisogna dire che una coppia ha preso il comando, ricordiamo anche i giri le altre gare, ovviamente con la WC2 che fa 9 giri, la Woman C3 11 giri, le Woman C5 11 giri anche per loro. Dicevamo della coppia che ha preso in questo momento il comando e sta andando veramente forte. Intanto qui vediamo il drappello con il terzetto con la Cretti dentro. La corsa, dicevamo, della coppia che ha il comando in questo momento, Federico Andreoli con il guidatore Paolo Totò. Questi, eccoli qui, li vediamo anche passare, la coppia al comando che ha preso un buon margine. E qui vediamo Bernard e Plebani che stanno inseguendo questo drappello che è chiuso in questo momento dalla coppia formata da Del Mancino e da Lammetti. Tanto le staffette che anticipano, questo è il drappello femminile, il terzetto con dentro anche la campionessa europea. Gli altri atleti al passaggio stanno passando in questo momento, lo vediamo, altri atleti che stanno passando proprio. Intanto dall'altra parte sono Totò e dietro si sono messi a menare i campioni italiani Lorenzo Bernard e Davide Plebani. Hanno iniziato veramente a fare sul serio per l'inseguimento. Hanno avuto un problema, probabilmente un problema perché erano arrivati staccati e probabilmente quando sono partiti Totò e Andreoli sono rimasti un po' dietro. Qui dietro è il tandem al femminile con anche lì le campionesse italiane che stanno inseguendo. Abbiamo visto anche passaggio, qui altre immagini, sono rimasti in due praticamente coppie, due coppie all'inseguimento ormai della sola dei dominatrici, possiamo dire, anche se un po' sfortunati. 4 giri intanto alla conclusione per il terzetto, sempre con dentro la Cretti. Passano ora Del Mancino con Lemmetti. Altri atleti ancora qui stanno passando. Abbiamo visto un po' Bernard e Plebani un po' più rilassati, forse probabilmente si aspettavano di ormai dicono ce la siamo giocata male, è andata come è andata, sembra essere questo ovviamente un po' il discorso, mentre ripassano un'altra volta il duo formato da Totò e da Andreoli. Questo è il terzetto che stiamo ormai da diversi chilometri vedendo, terzetto che poi si andrà probabilmente a giocare nel caso in cui invece la Cretti non voglia provare un attacco prima o di altri. Ricordiamo dentro c'è anche altri atleti. Qui passa la coppia slovacca che è rimasta un po' più indietro, è rimasta staccata, gli atleti della formazione slovacca. Niente da dire, intanto stanno arrivando, piano piano si va anche a delineare ciò che è la finale di questa gara. Le campionesse italiane le abbiamo viste passare ora davanti alla nostra telecamera, loro Chiara Colombo con Elena Bissolati, queste le campionesse in carica su strada. Veramente una giornata bellissima di sole e possiamo dire, eccoli qui, si vanno a prendere gli applausi veramente meritati per Paolo Totò e Federico Andreoli. Si stringono la mano, ce l'hanno fatta veramente, gara dominata, volata qui dietro per un piazzamento. E andiamo anche a dire che in seconda posizione dovrebbero arrivare i campioni italiani in carica, ovvero
Lorenzo Berna e Davide Plebani, terzi Christian Ackermann e Butler Dominic, quarto Pierluigi Schipp e Piestrin Emanuele, in quinta posizione vanno Marco Lammetti con Matteo Del Mancino, quinta posizione per loro. Mentre al femminile la vittoria della coppia Colombo-Bissolati, campionesse italiane, davanti alla Agostini e alla Gasparini, terze la Bonamerter e la Kinerat, queste ovviamente, mentre la vittoria abbiamo visto arrivare in questo momento la volata con la vittoria di Antonella Incristia, campionessa europea, davanti a Claudia Cretti e alla Eleonora Mele. Lei è terza cosa, la Cretti che vince la sua categoria, mentre la Woman C2 vince la Marta Antonucci e la Woman C3 proprio la Incristi. Questi sono gli arrivi, la Mele arriva in seconda posizione, la Woman C5 terza Samantha De Montis. Intanto altri arrivi con la coppia al femminile che va a trionfare il tricolare, e noi lasciamo le parole al commissario tecnico della nazionale. Pierpaolo Addesi, commissario tecnico del settore paralimpico, insomma qua oggi un po' di indicazioni te le avranno anche date per la prossima Coppa del Mondo, per la prossima tappa della Coppa del Mondo. Insomma, abbiamo visto ora finire da poco il tandem, la coppia Totò Colombo ha fatto veramente una grande prova, però non hanno neanche fatto male i campioni italiani, che a Rio tra l'altro era andata abbastanza bene con il podio. Sì, sicuramente è diventata con questo percorso una gara molto indicativa, perché è un percorso tecnico, quindi non è solamente un percorso lineare come lo scorso anno. Aggiungere questo tratto interno ha dato del tecnico a un percorso che ne aveva anche bisogno, quindi complimenti agli organizzatori innanzitutto. Sicuramente ho indicazioni su quello che è il futuro nelle imminenti Coppe del Mondo, che ci saranno una a Ostende ai primi di maggio e una a metà maggio a Maniago in Italia. Tandem bene, ho visto un po' tutti bene, sicuramente il tandem campione italiano maschile ha avuto un problema meccanico, quindi l'abbiamo visto perdere terreno all'inizio, poi ha inseguito. Comunque davanti c'è una coppia formata da poco che di tutto rispetto, sono due ragazzi molto forti e credo che a livello di tandem sono ben messo. Il discorso femminile idem, sono ragazzi che comunque alcuni vengono dal mondiale di Rio, dalla pista, quindi c'è anche un momento non di distacco, però anche mentalmente dovevano recuperare un po'. Però niente, mi fa ben sperare quello che ho visto anche tanti atleti nuovi, questa cosa è molto importante, tanti ciclisti nuovi, dove siamo un po' sofferenti a livello numerico, però qui ho notato veramente i numeri diciamo aumentati a livello nazionale, e quindi sono contento anche per questa cosa. Ecco, parlando proprio dei mondiali in pista a Rio, una campagna brasiliana, sudamericana che ha avuto anche dei frutti positivi, dicevamo del podio, del terzo posto del bronzo nell'ultima giornata, insomma proprio sono andati sempre in crescendo. Sì, diciamo che io mi occupo del settore strada come commissario tecnico, il mio collega Silvano Perusini, che si occupa della pista, ha seminato bene, ha raccolto dei buoni frutti. Frutti che secondo me possono solamente migliorare in futuro. La pista è stata ricostruita da zero, quindi comunque c'è ancora da lavorare tanto, però i risultati hanno dato dimostrazione che evidentemente il lavoro fatto è nella giusta direzione. Si dovrà continuare senza alzare per un attimo l'asticella, perché comunque la concorrenza è veramente alta. È alta la concorrenza, ma sono alte anche le prestazioni. Ormai il livello di questo mondo è diventato un livello professionistico, quindi comunque bisogna veramente impegnarsi e dare il massimo in tutti i sensi, sia noi come tecnici, ma anche i ragazzi devono fare veramente la vita da corridori, perché non si scherza più. E abbiamo sentito le parole proprio del commissario tecnico della nazionale paralimpica, ovvero Pierpaolo Addesi, che ovviamente ha spiegato anche del percorso, di come è ovviamente soddisfatto di come gli atleti hanno recepito e come soprattutto sono stati molto contenti, ma soprattutto anche di quello che è riuscito a vedere sicuramente per la Coppa del Mondo, per quell'appuntamento che è in Belgio. Vedremo un po' anche quello che succederà. Siamo con l'ultima intanto partenze con l'MH4, l'MH5, l'MH01 e l'MH02. Queste sono ovviamente le ultime partenze, con anche la maglia del tricolore che abbiamo visto in questo momento. Tiziano Monti era presente tra l'altro anche a Pasqualando, lui, per dire. Ultimo gruppo che parte, ricordiamo i giri della MH4, 10 giri, poi
mentre invece 8 per l'MH01 e MH02, 8 giri anche per loro. E intanto vediamo altri dettagli in questo momento, anche alcuni atleti della nazionale thailandese. Poi passeremo assolutamente a quello che è ovviamente la cronometro con le prove contro il tempo. Abbiamo visto una gara del tandem molto molto animata. Intanto qui vediamo proprio Monti che sta guidando su Luis Costa, il portoghese. Quindi abbiamo davanti il campione per l'MH5, ovviamente questo è per l'MH5. Questo è un altro drappello di corridori. Come abbiamo detto, ricordiamolo, ovviamente c'era uno spazio dedicato ai bambini che potevano usare la bicicletta che era stato ovviamente istituito dagli organizzatori, da Ciclo Abilia. Grande impegno sicuramente da parte, grande passione, quella che spinge ovviamente anche gli organizzatori Ciclo Abilia, che ovviamente sono arrivati al 10° anno, e anche, dobbiamo dire, una amministrazione comunale come quella di Massa, che è stata presente in blocco con vice sindaco, sindaco, assessore allo sport, assessore alla disabilità. Insomma, veramente una grande partecipazione, una grande vicinanza alla manifestazione, che, ripeto, è una gara internazionale, tra l'altro, e poi insomma ci sono 16, i primi 16 del ranking. Viene sicuramente una grande prova. Poi presente, come detto, la nazionale l'aveva messa come prova indicativa, quindi per la Coppa del Mondo. Infatti Adesi è stato presente per un po' testare anche i suoi atleti, la nazionale svizzera, la nazionale thailandese, atleti slovacchi, insomma 14 paesi stranieri al via. Sono solo numeri molte volte, ma per degli organizzatori che si fanno sicuramente, come si dice, il mazzo. Intanto un terzetto viene via con Tiziano, ora in questo momento Luis Costa, che sta sicuramente guidando davanti a Tiziano Monti, al thailandese Achai Surichai. Questo ovviamente il terzetto che stava venendo via su quella pezzo, ricordiamo tutti, AMH5. Presente comunque anche tante le forze, non abbiamo ricordato, ma anche le forze dell'ordine, come potete vedere, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, che erano presenti alla manifestazione per aiutare. Intanto stiamo vedendo altri atleti che stanno passando, vedremo quello che poi sarà. Intanto passa davanti alla nostra telecamera un atleta, la maglia del tricolore, che è passata davanti a noi. Qui potete vedere nel dettaglio come era lungo, 5 km, 5 km, quindi insomma anche questi atleti 50 km da percorrere per gli MH4 e per gli MH5. Alcuni eventi facevano un po' meno, però comunque sia da elogiare, come detto, il settore, qualsiasi sport del paralimpico. Noi siamo qui a parlare di paraciclismo, però ci sono tanti sport che assolutamente meritano, perché ci insegnano veramente cosa è. No, riescano a reagire a dove magari a volte noi ci prendiamo per dei problemi, ce la prendiamo, loro invece riescono a superarli con la forza, con problemi molto più gravi. Intanto abbiamo visto che il terzetto formato da Monti, da Costa e da Surichai è sempre lì, guidato sempre comunque dal portoghese, scusate, Luis Costa. E terzo si mantiene sempre il thailandese Surichai. Vedete che il pubblico, insomma, c'è stato assolutamente, comunque una location importante, quindi vedremo anche quella che poi sarà la conclusione di questa ultima gara del sabato, perché poi la domenica la prova contro il tempo che chiuderà la gara della 2 giorni del mare, quindi vedremo anche quello che sarà. Altri atleti che stanno passando, veramente tantissimi, abbiamo detto 140. Si è iniziato con le prime al mattino alle ore 9 la prima partenza, poco dopo le 9 la prima partenza, poi siamo andati piano piano a crescere, però abbiamo visto sfilare tantissime maglie di campionessa, di campioni europei, campioni del mondo, 2 vittorie di campioni del mondo, nella M3 la vittoria ad esempio di la vittoria del campione ovviamente del mondo davanti al campione europeo, per dire, cioè, è stata solo una delle tante cose belle che ci sono state.
Intanto stiamo vedendo che il terzetto continua a marciare compatta. Adesso è di nuovo Monti a fare l'andatura su il portoghese Costa e su il thailandese Atachai Srichai. Altri atleti che stanno passando, ed è l'arrivo che sono per alcuni atleti intanto ricordiamo la vittoria nella M4 di Fabian Recher della Para Racing Team davanti a Andrea Botti della Tigulio and Bike Team, terzo Alessandro Donofrio della Restart Sport Academy. Per la MH01 la vittoria di Andrea Villa della Piccoli Diavoli Tre Ruote, e nella MH02 la vittoria di Alberto Glisoni della B&Bike. Queste sono ovviamente le vittorie, mentre c'è stata nella categoria MH5 la più combattuta veramente, perché abbiamo visto come si sono un po' controllati, no? Costa, Monti e Srichai, come si sono un po' controllati, però nonostante questo una bella, ecco, quella è stata veramente, vediamo la volata, eccolo lì, la volata tra il nostro campione italiano, il tricolore Monti, contro Costa, vediamo, è davanti e va a prendersi questa vittoria. Tiziano Monti davanti a Luis Costa. Purtroppo arriva ora Srichai, ha avuto un problema, ha dovuto cambiare, fare un attimo il cambio ruota, perché nel giro precedente, proprio quando suonava la campana, è rimasto dietro, ha tardato, non ce l'ha fatta rientrare, chiaramente peccato, veramente peccato, comunque è così. E con le immagini siamo proprio andati avanti, perché siamo già alla domenica mattina con le partenze per l'acronometro, quella autoconclusivo. Vediamo che Nicodemo Fiora davanti è già impegnato per la partenza, la prima partenza, che sarà quella alle ore 9, come detto. Vediamo poi che cosa succederà con Emanuele Bersini, Alan Jallanert. Questo ovviamente poi quelli che stanno per partire partono ora, esattamente in questo momento sono partiti Emanuele Bersini e Alan Jeanert. Scusate, Fabio Andrei e Samuele Liani erano quelli che sono partiti. Ecco, li stiamo vedendo intanto qui la nazionale elvetica, che prende il via, la nazionale svizzera, ovvero erano in quel momento lì, ovvero Alan Janert e Dario Russo, gli atleti che hanno preso il via. Poi ora altri atleti, con il dorsale 1 era Samuele Liani e Paolo Praturlon. Quelli che stanno per partire invece sono Fabio Andrei con Enrico Tosini della Vigili del Fuoco di Massa. È una prova anche oggi abbastanza calda, il sole, nonostante sia presto, si è alzato, si è abbastanza fatto sentire sin dall'inizio. Partita ora la coppia di Matteo Del Mancino con Marco Lemmetti, abbiamo detto una coppia costruita da poco, però comunque sia, nonostante è una prova, come avevo detto, costruita da poco, perché costruita da poco, comunque sia hanno fatto ieri un buon quinto posto, non male, come si diceva, sono in fase di rodaggio, no? Piano piano prenderanno magari il via e riusciranno, magari, chi lo sa, a crescere sempre di più, a trovare quella sintonia, perché nel tandem è quello che serve assolutamente la sintonia, e piano piano anche l'alchimia. Questi sono i vincitori di ieri, Paolo Totò, Federico Andreoli. Tra l'altro vedete che Paolo Totò indossa la maglia tricolore, perché nella prova contro il tempo l'ha indossata. Tanto altre partenze iniziano, insomma, ad arrivare anche le altre partenze. Vedremo quello che piano piano poi sarà l'arrivo finale, la conclusione di questa giornata, di questi 2 giorni del mare. Come detto, una gara veramente importante, ormai è cresciuta sempre di più. Poi quest'anno c'è stato anche, come abbiamo detto, no, il posto dedicato ai bambini, perché c'è stato veramente quel posto proprio qui, ecco, vedete alla rotonda adiacente c'era il posto che Gaia Passerini aveva allestito con delle biciclette, con tanti bambini, solo il primo giorno una ottantina di bambini sono stati presenti, quindi anche questo, no? E chissà che magari bisognerebbe
far capire, no? Forse arrivare a capire, no? Che queste cose sono delle iniziative importanti, magari legare, come è successo anche a Pasqualando, no? Legare un evento importante, un evento grande, magari dei grandi, o del paraciclismo o di qualsiasi altra attività, magari la mattina, è quello che è successo anche al circuito della Madonnina, la mattina c'erano giovanissimi che facevano una prova cronometrata, in questo caso non è una prova, niente, è solo proprio veramente un open day per bambini, però per fargli capire cos'è la bicicletta, fargli insegnare di andare in bicicletta. Può essere anche importante affiancare una manifestazione sportiva importante a qualcos'altro. Potrebbe essere un'idea magari per il futuro, no? Intanto è stata fatta ieri un'ottantina di bambini il primo giorno e tanti bambini che non sono mancati anche il secondo giorno, che volevano provare a usare. Qualcuno è anche caduto, no? Proprio, ma no, non si è fatto niente di male assolutamente, c'è stata solo una scivolata, come si dice in gergo, proprio una scivolata. Tanto stiamo vedendo nel dettaglio ancora le prove delle varie gare che si stanno andando a fare, diversi giri. Si andava da un massimo di 5 giri a un minimo di 3, il tandem faceva 5 giri, per dire, quindi il tandem maschile, il tandem femminile 4 giri, poi le ultime categorie facevano 3 giri e basta, quindi tutto totalmente differente. Comunque una buona prova, ecco. Ci sono atleti addirittura che sono stati presenti atleti che addirittura fanno il triathlon, pensate, no? Per dire quello che è stato questi 2 giorni del mare, importantissimo ovviamente, e che Ciclo Abilia sicuramente non si fermerà a 10, anzi il grande impegno, la grande passione che ci mettono li porterà probabilmente a andare avanti ancora di più. Continuano a sfilare davanti alla nostra telecamera intanto i vari atleti che adesso vediamo, no? Vedete anche dalla telecamera, si mischiano da quello che è la partenza, le partenze. Vediamo tanti atleti che stanno ormai partendo. Abbiamo visto partire anche il campione italiano, ex campione del mondo. Qui sono il tandem tutto al femminile, Marianna Agostini con Alice Gasparini, che sono partite in questo momento. Stavano incrociando la strada con gli atleti maschili della Slovenia. Qui invece abbiamo visto partire Chiara Colombo con Elena Bissolati. Ieri è stata vittoria per loro. Qui è partita la Claudia Cretti è partita in questo momento. Prossima settimana tra l'altro campionati italiani, quindi ci sarà la prova. Chissà che la Cretti potrà provare, tutti questi ragazzi proveranno a difendere il proprio tricolore, proveranno anche a vincere, chi lo sa. Aspettiamo solo veramente di vedere. Intanto vediamo anche la campionessa europea che sta cercando di prepararsi per la sua imminente partenza. Possiamo dare anche l'arrivi del tandem. La vittoria di Federico Andreoli e di Paolo Totò, hanno vinto, incredibile, anche la seconda prova davanti a Lorenzo Berner e Davide Plebani, terzo Christian Ackermann e Butler Dominic, per dirne. Nella compagine femminile invece la vittoria è stata delle campionesse italiane Marianna Agostini con Alice Gasparini davanti alla Chiara Colombo e Elena Bissolati. Queste sono un po' le prove. Qui vediamo la Cretti che sta andando a fare la sua prova, qui pronta, vediamo già le stelle, 9:47, pronta per la partenza. La campionessa europea parte in questo momento, la campionessa europea. L'ho vista partire molto molto determinata, tra l'altro, è molto molto determinata. Antonella Incristi, vincitrice anche ieri. Stanno partendo anche le ultime ormai categorie. Ormai veramente siamo nel finale di questi 2 giorni, di questa 2 giorni del mare. Abbiamo detto la vittoria per quello che concerne i tandem. La vittoria possiamo anche andare a dire, no? Delle altre categorie, tipo la MC4 di Archie Atkinson, che ha vinto davanti a Michele Pittacola e Lauren Garnier. Questo ovviamente figure storiche del ciclismo, possiamo dire spezzino, ligure, veramente. E come si dice, no? La passione che spinge sempre a essere presenti, a dare una mano, perché anche loro erano a dare una mano, assolutamente, erano a dare tutti e tre una mano, e chi li conosce sappiamo assolutamente. Questo era l'Open Day, intanto l'Open Day che vediamo
con Gaia Passerini che sta cercando di far andare i bambini. Come potete vedere non mancano assolutamente. Nell'M5 la vittoria di Giulio Sorrentino su Cristian Milone e Marco Cottarelli. Poi vittoria nella MC1 di Milos Glovanovic, MC2 Andrea Ercolanelli davanti a Roger Bolliger e Gianluca Valori, MC3 Wouter Eichmann e Yuri Furlank. Nella Women C5 la vittoria di Claudio Cretti e Eleonora Mele. La vittoria della Women C2 di Marta Antonucci e la Women C3 Antonella Encristi. Intanto qui stiamo vedendo veramente come i bambini vogliono provare, no? Come vogliono provare la bicicletta come mezzo. È questo il grande impegno che, come dicevamo, forse affiancare un Open Day come questo verso altro potrebbe assolutamente essere qualcosa di più, però non lo sapremo, però dobbiamo un po' anche vedere quello che sarà il totale. Stiamo vedendo ancora altri nel dettaglio. Intanto possiamo anche dire, no, nella combinata, ovvero coloro come è andata a finire per sommando i due. Nella MB la vittoria di Federica Andreoli, nella MC1 la vittoria di Milos Glovanovic che aveva fatto primo sabato e primo la domenica, MC2 Andrea Ercolanelli secondo su strada e primo a cronometro, la MC3 vinta da Wouter Eichmann, primo su strada e primo a cronometro davanti a Yuri Furlank. MC4 vittoria di Michele Pittacolo davanti a Riccardo Cadei, Pittacolo primo su strada e secondo a cronometro, quindi questo è importante. Nell'MC5 Giuliano Sorrentino davanti a Cristian Miloni, primo tutte e due le volte, era in fuga con Miloni che aveva fatto secondo e secondo, quindi hanno confermato. MH1 Riccardo Cavallini primo su strada e primo a cronometro. La vittoria dell'MH2 di Giovanni Pagotto, primo su strada e primo a cronometro. Poi la vittoria della MH3 di Davide Cortini che, pensate, ha fatto secondo su strada ma ha vinto la prova a cronometro, quindi è arrivato, ha vinto lui assolutamente. MH4 la vittoria di Fabian Recher, prima su strada e primo a cronometro. MH5 la vittoria di Luis Costa, pensate, secondo su strada ma primo a cronometro, quindi incredibile. MH02 Alberto Glisoni, nella MT1 la vittoria di Giorgio Farroni, MT2 Alessandro Abbondanza, la Woman B Marianna Agostini, Woman C2 Marta Antonucci vince, nella Woman C3 Antonella Incristi, nella Woman C5 Claudia Cretti che è riuscita comunque a vincere sia su strada che a cronometro. Roberta Amadeo, la campionessa del mondo, si impone prima su strada e prima a cronometro. Woman H3 la vittoria di Anna Orsosova, prima su strada e prima a cronometro. E la Woman H4 la vittoria di Sandra Stockley, seconda su strada ma prima a cronometro. Nella Woman H5 la vittoria di Maria Ana Vitelaru, prima su strada e prima a cronometro. Qui vediamo anche Nicodemo Fioravanti, qui le coppe con Maria Pardini, la presidenta del comitato provinciale di Massa Carrara. Queste le maglie che sono state messe anche in palio per i campioni regionali toscani. Qui le tante medaglie, veramente una premiazione speciale, una cosa totalmente diversa. La coppa offerta da Fonteviva, uno dei tanti sponsor di questa manifestazione. La 2 giorni del mare, 2 giorni veramente vissuti a 100 all'ora, come abbiamo detto, ma soprattutto un grande impegno da parte delle persone che vedete in foto, vedete nelle immagini, Samantha Cavaldonati, Nicodemo Fioravanti, che si impegnano per dare importanza a questo settore, il settore del paralimpico, che va sicuramente premiato, va veramente. Qui vedete anche i campioni regionali premiati assolutamente. Quello che volevo dire proprio del settore del paralimpico, non se ne parla mai abbastanza, però è una cosa importantissima, anche perché, come ho detto, loro ci possono insegnare. Qui vedete le premiazioni, loro ci possono insegnare tantissimo, vedere degli atleti così formidabili che sfidano veramente tutto. E penso che chi ce lo può spiegare meglio siano gli atleti del tandem, coloro che fanno i cosiddetti guidatori, che ovviamente si ritrovano ad avere
avere a che fare proprio con loro, e tu vedi la cosa. Qui vediamo Cavallini che riceve la maglia come campione regionale, uno dei tanti campioni regionali premiati, anche questa assegnazione, il merito che gli è stato dato da parte del comitato regionale a questa gara, la 2 giorni del mare, come detto gara internazionale. Sicuramente Pierpaolo Addesi ha potuto vedere quello che sarà ovviamente poi la Coppa del Mondo per i suoi atleti. Io credo che con queste immagini veramente che stiamo vedendo delle varie premiazioni di questa 2 giorni del mare, avete visto 144 atleti, i primi 16 del ranking, 14 paesi diversi, insomma una gara che sta crescendo, che è cresciuta nel tempo. 10 anni fa è partita l'avventura e sono andati avanti. Vi abbiamo ricordato ovviamente anche i vincitori di tutte queste 2 giorni di manifestazione, l'abbiamo visto, 2 giorni anche molto molto bene, e comunque anche qui vediamo anche la coppia neonata con Matteo Del Mancino e Lammetti che prende anche la maglia di campione regionale. Con queste immagini noi vi lasciamo veramente con l'intervista finale. Siamo con Nicodemo Fioravanti, vicepresidente della Ciclabilia, ma soprattutto anche membro del settore del paraciclismo Toscana. Insomma, 2 giorni, 10 anni di questa grandissima avventura, 2 giorni del mare, tantissima gente e poi un arrivo stupendo. Sì, diciamo che abbiamo cambiato la location e i ragazzi se lo meritano, noi facciamo tutto per i ragazzi. Location meravigliosa, Marina di Massa in centro, e i numeri sono bellissimi. 86 stranieri, la prima in Europa, la prima gara in Europa che fa 86 stranieri, e niente, siamo soddisfatti, stanchi ma soddisfatti. Un grandissimo impegno ovviamente quello che ci avete messo, ma c'erano tra l'altro nomi importanti, perché c'erano campioni europei, campioni del mondo, campioni italiani, primi 16 del ranking, quindi insomma numeri che vi danno anche ragione nel proseguire questa avventura. Sì, guarda, noi ogni anno rimaniamo esterrefatti perché ci chiamano, quest'anno ci ha chiamato la nazionale inglese con il ragazzo 19enne campione del mondo fresco su pista, e mi ha chiamato che veniva giù, quindi noi ancora più soddisfatti. La Thailandia ormai li abbiamo adottati, quindi vengono su tutti gli anni, rimangono 4 mesi da noi, proprio qua a Marina di Massa, dove si alleneranno e prepareranno Parigi 2024.